Alcuni lo chiamano Lago Rai, ma il Lago Rai è porfido, questo è granito. Un'isola di pietra chiara in mezzo a una catena che non le somiglia. Per arrivarci abbiamo scelto il sentiero delle Laste, che sale per lastroni levigati fino al lago di Cimadasta. Un paesaggio lunare, ma in verticale. Nello zaino avevamo una fotografia vecchia più di 100 anni, un plotone di alpini in posa davanti a queste stesse rocce. Siamo saliti per cercare il punto esatto da cui è stata scattata. Poi, dopo un breve tratto attrezzato, la vetta, a 2847 metri. E un bivacco appoggiato sotto cresta, nato da un ricovero di guerra. Per il ritorno non siamo tornati indietro. Abbiamo chiuso l'anello dalla Forcella del Passetto. 18 chilometri e 1550 metri di dislivello. Venite a camminare con noi.